C'era una volta uno slogan come gli stranieri ci rubano il lavoro, ma i tempi sono cambiati e invece ora la Lega vuole gli stranieri, il partito di Matteo Salvini e in Veneto di Luca Zaia lo dice senza mezzi termini: servono rinforzi per salvare il turismo, il litorale è senza lavoratori stagionali, bisogna riaprire i flussi. Queste le parole dell'assessore al turismo leghista Federico Caner, assessore al turismo del Veneto. Si parla del decreto flussi. Secondo Caner, prima i flussi autorizzati erano sufficienti, ora non lo sono più, serve personale subito. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è giovedì 12 maggio 2022, la prima notizia del giorno riguarda i lavoratori stagionali, il lavoro nel turismo, nel litorale veneto e non solo, e la richiesta degli operatori, degli imprenditori, delle aziende che chiedono il governo ascolti le imprese e in sostanza fanno pressioni perché venga fatto un nuovo decreto flussi. La questione è quella sostanzialmente di aprire le frontiere, mancano cuochi e camerieri nel turismo. La notizia sui quotidiani del gruppo Gedi, leggiamo una serie di numeri: 34.700 i posti vacanti nel veneziano tra centro storico, terraferma e litorale, 5.000 i posti di lavoro stagionali nel turismo che il veneziano dichiara di non disporre in questo momento a causa della carenza di manodopera, 2.000 gli stagionali che solo a Jesolo mancano in pubblici esercizi e alberghi, 4.000 gli alberghi presenti a Jesolo, 400 naturalmente, che sono tutti alle prese con la ricerca di personale. 9 miliardi il contributo delle spiagge veneziane al PIL regionale legate al turismo balneare ormai alle porte. Ricordiamo sempre che negli ultimi anni il turismo è diventato sostanzialmente il primo settore, la prima industria del Veneto per fatturato, un'economia legata appunto a questo settore che ora vacilla. Gli albergatori sono concordi, la situazione purtroppo è destinata a peggiorare in futuro e quindi la richiesta al ministro del turismo Garavaglia. Leggiamo anche che agenzie del lavoro polacche cercano di reclutare il personale e la notizia anche sulle pagine del Corriere del Veneto, dove appunto abbiamo le dichiarazioni da rappresentanti delle aziende che dicono il governo ascolti le imprese, le dichiarazioni di Caner, assessore al turismo del Veneto, che chiede appunto anche lui che vengano riaperti i flussi e quindi di mettere mano al decreto flussi per far entrare più stranieri. Servono appunto rinforzi per salvare il turismo. Garavaglia, il ministro, dice dovremo prendere degli stranieri altrimenti avremo dei problemi di personale per la stagione, mancano 350.000 lavoratori, qualcosa non funziona. E quindi così abbiamo una Lega che è favorevole ora ad aprire i flussi che invece il leader, il capo della Lega Matteo Salvini voleva ridurre. Questo è un po' il tema della notizia e la questione che comunque resta aperta. Ma noi invece voltiamo pagina e parliamo di sanità. Il Gazzettino e il Corriere del Veneto dedicano un articolo entrambi ai nodi della sanità, la sanità in crisi. Si parla del pronto soccorso. Leggiamo il titolo sul Gazzettino: dagli autonomi alle coop, così le ULSS cercano medici. Da Venezia a Belluno la fatica di coprire i turni in pronto soccorso e rianimazione. Lo squilibrio fra domanda e offerta fa risalire le tariffe specialisti da 103 a 115 euro l'ora. L'articolo di Angela Pederiva che analizza anche alcuni dati: 124.200 gli euro che spende ad esempio l'ULSS 6 Euganea per 1.080 ore in 3 mesi nell'anestesia e rianimazione di Cittadella. Questi sono i casi più eclatanti. 80 euro l'ora che l'ULSS 4 Veneto Orientale può sborsare per gli anestesisti in libera professione. 703
1.350 gli euro della base d'asta fissata dall'ULSS 7 Pedemontana per ciascuno dei due pronto soccorso. Insomma, una grave criticità. Vengono analizzati i vari tentativi messi in campo dalle ULSS, ma sulle pagine del Corriere del Veneto leggiamo ancora: salute, la nuova emergenza, gli accessi ai reparti superano quelli dei periodi pre-pandemia, le ULSS non trovano figure specializzate disponibili per i turni e si affidano alle COP. L'allarme del sindacato: attenzione, così si riduce la qualità. Quindi medici in fuga e pazienti furiosi, pronto soccorso vicini al collasso. Questo è il titolo dell'articolo di Matteo Riberto sulle pagine del Corriere del Veneto. C'è a fianco un altro approfondimento di Michela Nicolussi Moro, che invece parla proprio del reclutamento di questi medici. Il titolo, e sulle chat, è: caccia a specialisti last minute, la COP se accettate vi diamo 90 euro l'ora, alcuni già arrivano dall'estero, ora si guarda extra UE, quindi medici letteralmente extracomunitari. La Antesis di Treviso, che ha vinto l'appalto a Sant'Orso, un camice bianco ci ha mollati all'ultimo, è nato un pasticcio. Lega Coop dice: attenzione, così non vengono reclutati i professionisti giusti. Ancora i problemi: appaltati 18 poli dell'urgenza su 26, quindi 18 pronto soccorso su 26 in Veneto. La stragrande maggioranza sono stati appaltati dalle ULSS alle cooperative, quindi esternalizzati, la gestione è stata data in appalto. Perché le ULSS non sono in grado di trovare sul mercato, dicono, specialisti da assumere. Evidentemente però le COP sono in grado di farlo. Compenso tra i 40 e gli 80 euro l'ora. Il compenso per i liberi professionisti è di 40-60 euro l'ora, può arrivare fino a 80. La regione ha proposto un emendamento per alzare questa retribuzione a 100 euro l'ora. Gli specializzandi, c'è sempre il tema degli specializzandi, ne abbiamo parlato nei giorni scorsi. Un altro emendamento alla legge ordinamentale sulla sanità proposto dalla giunta Zaia nel famoso blitz della settimana scorsa, poi bloccato, ritornerà la questione martedì prossimo in Consiglio regionale. Ebbene, c'è un altro emendamento che prevede l'impiego in pronto soccorso dei medici specializzandi. Anche qui è il tentativo di mettere una toppa a quella che però sembra una crepa veramente ormai di dimensioni enormi. Appunto, abbiamo detto, la maggioranza dei pronto soccorso sono già esternalizzati, sono dati in appalto a cooperative. C'è anche uno specchietto sulla nazionalità dei medici che appunto arrivano dall'estero. Dopo Bulgaria, Albania e Romania, adesso tocca a Francia, Germania e Grecia, questo secondo un direttore generale. Sempre parlando di sanità, una notizia flash: cambiano i requisiti per l'esenzione, 44.000 veneti dovranno ora pagare il ticket, quindi perdono l'esenzione dal ticket sanitario. Appunto, sono cambiate le modalità di riconoscimento e anche il periodo di validità, e quindi i criteri restano quelli del reddito, della disoccupazione, dell'età, della patologia, dei nuclei familiari con almeno 2 figli a carico, ma appunto sono cambiati i criteri. 44.000 veneti perdono l'esenzione dal ticket sanitario. Voltiamo pagina e parliamo finalmente della questione degli alpini. Avete sicuramente sentito le polemiche sulla dunata di Rimini, le molestie sessuali, 150 le denunce raccolte dall'associazione Non Una di Meno. Ebbene, interviene sul caso l'assessore regionale del Veneto Elena Donazzan assieme ad altre donne della destra che difendono gli alpini. Dicono: non infangate gli alpini, e scrivono una lettera: eravamo lì, è stata una festa bellissima. L'articolo di Silvia Madiotto sul Corriere del Veneto, c'è una foto della dunata di Rimini e c'è appunto una foto di Elena Donazzan, assessore veneto all'istruzione e al lavoro.
e Donna appunto di Fratelli d'Italia. Nel frattempo però leggiamo sul Gazzettino, monta la polemica sugli alpini dopo la dunata di Rimini, c'è una raccolta firme che chiede lo stop delle adunate, sono già state raccolte 11.000 firme, anche qui il Gazzettino riporta la notizia, il no delle politiche venete, delle politiche di destra naturalmente, dicono niente ombre sugli alpini, ci sono le dichiarazioni del ministro della difesa Guerini, nessuna tolleranza. La sfilata di Udine è nel mirino, leggiamo di ipotesi relative a infiltrati che sarebbero stati dei provocatori, ma appunto soprattutto la notizia è di 8 amministratrici del centrodestra che parlano di polemiche strumentali, dicono è stato infamato il corpo, naturalmente il corpo degli alpini, non secondo loro il corpo delle donne oggetto di molestie, appunto secondo l'associazione Non Una di Meno. A prendere le difese delle penne nere sono appunto l'assessore regionale del Veneto Elena Donazzan, l'europarlamentare Mara Bizzotto della Lega, la consigliera regionale Silvia Rizzotto sempre della Lega e la vicepresidente della provincia di Treviso Martina Bertelle, i sindaci di Rossano Veneto Morena Martini e di Bassano del Grappa Elena Pavan. Tutte sono state alla dunata. Invece si schiera con il ministro della difesa Guerini l'europarlamentare del Partito Democratico Alessandra Moretti, che dice: quando una donna denuncia va sostenuta e ascoltata, non è ammissibile derubricare il fatto a gesto goliardico o peggio ridicolizzarlo. Queste le parole di Alessandra Moretti, europarlamentare vicentina. Questo per quanto riguarda la polemica sulla adunata degli alpini e sulle molestie che ci sono state, secondo l'associazione Non Una di Meno, appunto a Rimini. Chiudiamo con un paio di notizie flash. Assunzioni tra le donne, il 41% è over 40, la notizia sui quotidiani del gruppo Gedi. Nel 2021 nuovi contratti in rosa, quindi nuove assunzioni femminili, sono stati 151.000. Se si guarda gli uomini però la percentuale scende di 10 punti. Cosa vuol dire? Che le assunzioni di donne over 40 sono il 41%, tra gli uomini invece i neoassunti che hanno più di 40 anni sono di meno, cioè il 31%. Questo naturalmente è qualcosa che molto probabilmente ha tanto a che fare con il tema, che anche questo è stato oggetto di dibattito in questi giorni, e cioè quello della maternità. In sostanza leggiamo anche secondo Riccardo Sandre, che scrive il pezzo sui quotidiani del gruppo Gedi, un dato che colpisce perché rischia di nascondere almeno in parte la scarsa propensione dei datori di lavoro a premiare l'occupazione delle donne più giovani, penalizzando in un modo più sottile e difficilmente sanzionabile la maternità. Infine si torna a parlare sui quotidiani di oggi, in particolare i quotidiani del gruppo Gedi, si torna a parlare di acqua, o meglio della siccità, della crisi idrica. Allora, ha aperto un tavolo con Trento e Bolzano. C'è un'apertura da ambo le parti, parliamo naturalmente del dialogo della Regione Veneto con le province autonome di Trento e Bolzano. I funzionari della Regione Veneto vanno dall'autorità di bacino e leggiamo l'allarme: con la stagione turistica la situazione si complicherà. Il tema è quello della siccità, della carenza d'acqua e della gestione appunto delle crisi idriche. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. Io sono Jack Calcetto, a tutte e tutti voi una buona giornata.